Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 20 marzo. Domenica 5 maggio, con partenza alle ore 10 dal centro Astoria, prenderà il via lo Street Workout, una camminata con 5 stazioni di allenamento. Particolarità di questa disciplina è che i partecipanti indossano una cuffia, attraverso la quale passa una scaletta musicale che porta gli stessi a cantare lungo il percorso, seguendo le indicazioni del coach che coinvolge il gruppo. L'evento è stato portato a Chioggia da Arianna Duoccio, che l'ha conosciuto partecipandovi con entusiasmo e decidendo di condividere l'esperienza con i suoi concittadini. Come racconta Arianna, si tratta di un evento che permette di vivere la città in modo diverso e originale, trasformando i luoghi quotidiani in uno scenario di fitness e cultura, e chi viene a visitare la nostra città può ammirare i luoghi più suggestivi e storici in modo diverso, divertendosi. Il percorso sarà svolto in modalità walking e sarà alternato da 5 pause e dettestazioni con momenti fitness che coinvolgeranno alcuni trainer: Lorella Varagnolo, insegnante di Zumba, Rosanna Castello, insegnante di yoga, Andrea Boscolo per la stazione dance, Emily Tiengo per il funzionale e Maximilian Arcidiacono per il Thai Fit. Lo scorso anno si è tenuta la prima edizione, che ha visto la partecipazione di circa 200 persone. Quest'anno le adesioni sono già 300. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Il servizio è tratto da un articolo che è comparso oggi sul network digitale del Today, ma ci sono anche altri giornali online che l'hanno pubblicato, e c'è notizia che c'è un passo significativo verso l'approvazione della prima legge europea sui diritti dei rider, ed è stata compiuta dall'Unione Europea con un ampio consenso di 37 voti a favore e solamente 4 contrari. La Commissione Occupazione e Affari Sociali del Parlamento Europeo ha dato il via libera all'accordo sulla nuova proposta di legge per migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali. Questo accordo è stato trovato in seguito a una collaborazione tra Aula e il Consiglio dell'Unione Europea. Le nuove regole, ora in attesa dell'approvazione finale dalla plenaria di Strasburgo, mirano a garantire uno status occupazionale chiaro e a contrastare l'abuso del lavoro autonomo nel settore. Inoltre regolamentano per la prima volta nell'Unione Europea l'uso dell'intelligenza artificiale sul luogo del lavoro. Elisabetta Gualmini del Partito Democratico, relatrice del testo per l'Aula, ha commentato entusiasticamente l'accordo. Sono davvero orgogliosa di ciò che abbiamo ottenuto, un accordo storico che darà dignità, protezione e diritti ai lavoratori delle piattaforme. Proteggerà anche il vero lavoro autonomo, correggerà e preverrà la concorrenza sleale e introdurrà regole innovative sulla gestione degli algoritmi. L'Europa protegge i suoi cittadini e il suo modello sociale e la sua economia. Questo qua è un mito, sei un mito. Grazie, con la pioggia, con la nebbia, col vento, il semaforo di Sottomarina, per la Romea, sei una roba grande. Complimenti, bravissimo. Andrea, capolavoro. Complimenti, bravo, buona giornata. Grazie, Ciao buona carissimo, giornata. bravo a te. Ciao. Saluti. Ciao. Ciao. Le 1001 notte di Elisa: materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso, ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni Le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia.
I 2 decreti che sono stati varati ieri dal governo dichiarano l'eccezionalità della diffusione del granchio blu, un'emergenza che non è ancora alle spalle, afferma l'europarlamentare Rosanna Conte, Lega, Liga Veneta, capogruppo ID in Commissione Pesca. È stato confermato anche in Commissione Europea quando sono intervenuti tutti gli attori coinvolti, amministratori, categorie, pescatori. Ora, con l'avvicinarsi della bella stagione, si teme il ripresentarsi del problema con i conseguenti danni per le imprese. Ben venga quindi la proroga delle rate dei mutui per 24 mesi e l'accesso a finanziamenti agevolati secondo l'onorevole Conte. E bene anche l'estensione dell'applicazione del Fondo di solidarietà nazionale, finora riservato al settore agricolo, alla pesca e all'acquacultura. La situazione non è migliorata, resta grave e serviranno ulteriori strumenti a sostegno dei pescatori, oltre allo sblocco degli aiuti già stanziati ma non ancora resi disponibili. La venericoltura va sostenuta, coinvolge imprese, famiglie e territori, conclude la Conte, una filiera produttiva che rappresenta un'eccellenza. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Fly CGL e Fly CISL hanno denunciato la rottura delle trattative di secondo livello nelle marinerie del Veneto. Nonostante i numerosi incontri con le associazioni di categoria, a oggi non è stata fornita alcuna risposta. Questo fatto è stato considerato incomprensibile, specialmente considerando che il settore, nonostante le difficoltà degli ultimi anni e soprattutto durante la pandemia, è rimasto attivo grazie all'impegno dei lavoratori imbarcati. Le organizzazioni sindacali non chiedono richieste impossibili, ma soltanto un modesto riconoscimento per i dipendenti e le loro famiglie. A differenza degli armatori, i lavoratori imbarcati non hanno ricevuto alcun tipo di sussidio, nonostante l'esigenza di un ammortizzatore sociale strutturato come la Cassa Integrazione Salariale Operaia Agricoli CISOA, che si è rivelata essere poco più di una scatola vuota. Si chiede alle associazioni di categoria un maggiore impegno nel riconoscere ai lavoratori imbarcati un premio tramite la contrattazione di secondo livello. Questo è fondamentale per evitare la perdita del personale, che potrebbe decidere di cercare lavoro altrove. Questa eventualità sarebbe dannosa e controproducente, soprattutto considerando che nella maggior parte delle marinerie italiane è già presente un accordo sindacale di questo tipo. È inaccettabile che Marinerie del Veneto, soprattutto a Chioggia, la più importante d'Italia, tale accordo non sia ancora stato istituito. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Anche la deputata Giorgia Andreuzza della Lega si rallegra per le misure che sono state intraprese a sostegno di imprese e pescatori a causa della crisi dovuta al proliferare del granchio blu. Misure concrete su cui la Lega ha insistito, afferma, a partire da emendamenti da lei stessa firmati al decreto legge lavori che ora è all'esame della Commissione alla Camera. Tra le proposte che Andreuzza ha presentato anche la richiesta di sostegno al reddito dei lavoratori colpiti da questa emergenza come ammortizzatore sociale. Anche da parte del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia i ringraziamenti al Governo e al Ministro Lollobrigida per la firma sui decreti. Molto positiva anche la decisione di estendere l'applicazione del Fondo di solidarietà nazionale, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, esteso ora alla pesca e all'acquacultura, misura sostenuta dalla Premier Meloni. Zaia stesso aveva deciso di chiedere lo stato di calamità. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare.
Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 20 marzo, è la farmacia Cutulakis in Rivavena a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.